movimento. La cosa importante da ribadire, perché vedo che sui giornali in questi giorni esce nuovamente, il movimento non è un partito, il movimento è un insieme di persone. Noi siamo distribuiti sul territorio, nasciamo dal territorio, ma non abbiamo cariche, non c'è il referente comunale, il referente regionale, il referente nazionale, ma sono i gruppi sul territorio che si gestiscono e all'interno dei gruppi vige il principio della partecipazione e della maggioranza. Quindi assieme si sceglie la strada da intraprendere. E le scelte di ogni gruppo possono essere lievemente differenti perché partono dalle problematiche locali. Però, come diceva prima Saverio, alla base di tutto c'è una visione unica, che è quella di mettere la persona al centro di tutto il nostro lavoro e quindi di riappropriarci delle istituzioni che in questo momento forse sono un po' troppo distanti da noi e dai cittadini. E questo rapporto di vicinanza con i cittadini lo vogliamo mantenere sempre. Quindi anche quando qualcuno di noi arriverà in regione, noi continueremo con questo lavoro territoriale e dal punto di vista amministrativo cercheremo di spingere al massimo tutti quegli strumenti di partecipazione che serviranno a far rivivere il cittadino, in modo che si interessi del proprio territorio, perché è colui che vive il territorio che ha conoscenza delle problematiche e spesso e volentieri anche di molte soluzioni. Noi in questo periodo stiamo girando tanti comuni e siamo sorpresi dalla quantità di belle idee che riusciamo a recuperare. Sabato scorso eravamo a Tramonti, alla nostra presentazione c'erano 3 amministratori che ci facevano notare che a breve scaderanno le concessioni dei bacini idrici. Degli sfruttamenti. Esatto. E loro avrebbero un progetto, un'idea per gestirsi autonomamente queste risorse, che poi diventano una risorsa del comune. E quindi abbiamo concluso la serata dicendo: noi non ci dimentichiamo di voi, ma è importante anche il viceversa, che voi cittadini non vi dimentichiate di noi, perché il movimento sta in piedi grazie al gruppo di lavoro che si crea alle spalle di ognuno di noi. Grazie.